Per Erminia, per Arturo, per Susanna, per Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava Cicicocò, Ambrava Cicicocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Ambrava Cicicocò, per Giuliano, per Salome, per Luisa e per Sandra Perepe, poche pere per Simone, per il Pippo per il più, ma per Ambra il gran Totò. Ambrava Cicicocò, Ambrava Cicicocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Ambrava Cicicocò. Se la pera cade in terra, viva il mondo senza guerra. Se nessuno sta guardando, me la prendo e pera mangio. Se la pera cade in vasca, prendo pera e metto in tasca. Ma se cade dentro il po', ambrava Cicicocò, ambrava Cicicocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Per Erminia, per Arturo, per Susanna, per Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po'. Ambrava Cicicocò, Ambrava Cicicocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Ambrava Cicicocò, per Giuliano, per Salome, per Luisa e per Sandra Perepe, poche pere per Simone, per il Pippo per il più, ma per Ambra il gran Totò. Ambrava Cicicocò, Ambrava Cicicocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Ambrava Cicicocò. Se la pera cade in terra, viva il mondo senza guerra. Se nessuno sta guardando, me la prendo e pera mangio. Se la pera cade in vasca, prendo pera e metto in tasca. Ma se cade dentro il po', ambrava Cicicocò, ambrava Cicicocò, sei salita sul comò, ma non devi far l'amore con il figlio dell'attore, poi l'attore si ammalò. Ambrava Cicicocò. Buongiorno, Burgo Fans, stiamo preparando una pappa oggi buonissima. Di quelle pappe di campagna che mi aveva insegnato mia nonna Peppa, che brava che è. Questa è pasta con carciofi, è eccezionale, fa molto bene perché contiene ferro, contiene verdura, contiene tutti gli ingredienti che servono per far bene al corpo, cose naturali, molto buone. Guardate che bellezza, guardate come sta rosolando bene. Il carciofo deve rosolare bene, con le cipolle, l'aglio, Oggi siete tutti invitati a pranzo. Vedete tutta questa bellezza, Ci aggiungiamo un pochino di sale e si può fare anche un panino con questo, però noi oggi abbiamo dedicato a fare la pasta asciutta con i carciofi, che è molto molto buono.
Facciamo rosolare ancora un pochino. Ecco, adesso leviamo questo e mettiamo l'acqua per la pasta. A posto, così il sale è a posto. Ok. E adesso mettiamo l'acqua per la pasta. Allora mettiamo il sale, eccolo qua. Non troppo, ricordate, bisogna mettere sempre poco sale, perché sennò fa male le arterie. E la pasta. Ecco qua. La pasta è pronta. Chi non ne ha la vorrebbe e chi la vorrebbe non ne ha. Ai ai. Sta bollendo. Ah, che buona la pasta asciutta, che buona. È cotta, la pasta asciutta è cotta. Quando è cotta, cotta la pasta asciutta, me la mangio. E boh. Orguffanti, venite a mangiare qui nel caminetto? Ci venite qua? E allora che l'ha fatto? Quasi al dente. Adesso è troppo al dente. Devo cucinare ancora poco poco. Ok? Poi siete tutti invitati. Oggi c'è un'invitata a sorpresa. Mi raccomando, non vi dico nulla. La vedrete apparire, questo ospite, che non si sa se è maschio o femmina. Si deve scoprire dopo, va bene? Allora, vediamo un po'. Adesso la pasta è già pronta.
operazione. Questa è carciofara. Un po' piccolo il posto. Adesso andiamo a sostituire l'acqua e facciamo saltare tutto nella pentola grande. Lasciamo un po' di acqua di cottura, facciamo saltare qui dentro. Eccolo qua. Che profumino! Che profumino! Ma là non c'è più, si è fidanzato ormai, col figlio di Pio, si è agganzato e resta lì, si è agganzato e resta lì! E boh! Ci siamo, la pappa è pronta, tutti a tavola! Eccola qua. Allora, attenzione, l'ospite chi sarà? 1, 2, 3. Signore e signori, Anita! Allora, vediamo un pochino, Avvicinati. Poca. Poca? Così va bene? Ok. Oh. Vamos a ver si está rico. Guardate un po', pasta con carciofi. Pasta con carciofi. Eccola qua. Gracias. Guardate che meraviglia, guardate. Guardate che meraviglia. Guardate che meraviglia, guarda. Guardate. Guardate che meraviglia. Va. Buon appetito. Vamos a ver el sabor. Mmm. Qué rico. Voi non l'avete ancora provato. Sempre cremoso. Provatela perché è una meraviglia. Bravo. Sei brava. Grazie. Questa mia nonna Peppa la faceva perché non c'era carne, non avevamo soldi, in quei tempi non c'era niente. Eran poveri. Però stavamo bene, perché la roba da mangiare c'era sempre, poca ma ce n'era. E non si buttava via nulla. Como. Qué rico. Veramente rico. Ciao! Ciao Gufans! Ciao! Per Erminia, per Arturo, per Susanna, per Antonio di sicuro, per Armando tante pere, per Filippo ancora di più, ma per Ambra neanche un po', Ambra Cicicocò.